È un ping pong di accuse e di controaccuse tra Marco Zambuto e il Patto per il Territorio. L'alleanza è solo uno sbiadito ricordo. L'ultimo scontro in ordine di tempo riguarda la situazione finanziaria del comune di Agrigento. Per i consiglieri del Patto l'ente sarebbe sull'orlo del dissesto, ipotesi respinta da Zambuto. I consiglieri, diciamo che oggi si possono chiamare della succursale del Partito del Popolo della Libertà, del PDL, oggi sono una minoranza rappresentata da 3-4 consiglieri comunali, quindi se vogliono lavorare nell'interesse della città, bene, se intendono continuare a reclamare come gli ultimi giapponesi di una guerra che poi non so su che cosa venga fatta, bene, continuino loro per la loro strada. Noi con tutta la stragrande maggioranza del Consiglio Comunale stiamo lavorando per l'inizio di una nuova fase politica in questa città, perché noi in questi anni abbiamo pagato i conti del passato, i debiti aperti del passato li abbiamo saldati e li stiamo andando a saldare tutti. Chiudendo questa fase debitoria apriamo una nuova fase di costruzione che vede le prescrizioni esecutive finalmente in Consiglio Comunale, che vede, io vengo ieri da un incontro a Palermo, finalmente dopo il contratto che è stato firmato partire l'appalto per le strade, che vede soprattutto nella fase di costruzione andarci ad impegnare per partecipare ai bandi comunitari 2013-2020 che riguardano la costruzione della nuova città. La linea direttiva è questa ed è seguita dall'amministrazione e dalla stragrande maggioranza del Consiglio Comunale. Quella che ormai è una marginale minoranza, bene, faccia quello che vuole. E a proposito di situazione finanziaria, anche Marco Zambuto aderisce alla giornata di protesta di domani in occasione della festa dell'autonomia siciliana indetta dall'ANCI. A Palazzo dei Giganti verrà esposto il tricolore a mezz'asta. I sindaci siciliani protestano per i tagli della finanziaria regionale che intendono impugnare nella parte che riguarda l'addizionale all'accisa dell'energia elettrica ed invieranno una nota ai prefetti dell'isola per informarli che in questa drammatica situazione non sono in grado di garantire un minimo di coesione sociale. È una situazione che diventa insostenibile ogni giorno di più. Vediamo come tanti comuni della Sicilia stanno dichiarando il dissesto finanziario. Il comune di Agrigento, solamente grazie all'opera di risanamento finanziario che abbiamo posto in questi anni, sta uscendo dalle secche di un rischio di questo genere, però è chiaro che poi hai enormi problemi nel riuscire a dare i servizi ai cittadini. Noi comprendiamo il momento di difficoltà finanziaria enorme che ha la regione siciliana, ma non possiamo questo problema finanziario pagarlo ai comuni. Pagarlo ai comuni significa che lo facciamo pagare ai cittadini.